Le mie radici invece sono qui, a Villa Cidro, dove non sono nato. Da ragazzo solo qui mi sentivo a casa mia, solo qui mi pareva che la vita avesse un senso e anche ora, tutte le volte che ci ritorno, mi sembra di poter capire veramente tutto. Qui ho fatto le mie prime grandi letture, passeggiando per questi viali all'ombra di questi pini che mio nonno aveva piantato da giovane, o seduto sugli scalini dell'antica chiesetta del Carmine. Qui mi sono innamorato per la prima volta. Nel documentario realizzato dal Dessì, La Sardegna, un itinerario nel tempo, così lo scrittore parla di Villa Cidro, della sua pineta e della piccola chiesetta del Carmelo. La pineta e la chiesa, a ridosso del centro abitato, sono presenti in molte pagine del Dessì, le più celebri in Paese d'Ombre, dove racconta come e da chi venne impiantata la pineta. Un tempo queste montagne erano ricoperte di foreste e boschi, distrutti dal taglio indiscriminato per la produzione del legname che serviva ad alimentare le vicine fonderie. Nel 1888 un sindaco illuminato, l'Angelo Uras di Paese d'Ombre, decise di restituire l'antico aspetto e di riscattare il torto subito. Vennero messi a dimora 500 pini, l'anno successivo ne vennero piantati altri 1500. In pochi anni le piante furono 130.000. Tuttora il bel manto verde che ricopre i versanti dei monti Omo e Cucureddu è motivo di orgoglio per la cittadina e fresco rifugio dal calore estivo. Meta dei villacidresi e non solo, la località si anima soprattutto durante la festa dedicata alla Madonna del Carmelo. In quei giorni, dal 15 al 31 di luglio, il piccolo santuario, la cui edificazione pare risalire al XVII secolo, si anima e si colora di ghirlande e festoni. Tutte le sere, per 15 giorni, quando cala il sole, numerosi pellegrini e devoti invadono la località, passeggiano tra i pini, onorano il simulacro della Madonna e respirano le fresche brezze, i Ventus de Sugramo, i venti del Carmelo, che secondo una leggenda non si placano mai durante tutto il periodo della festa.